Pronto mondo? Donne e uomini nel cuore della missione. A cura del centro missionario della diocesi di Padova. Conduce Andrea Canton. L'avete visto quel film I diari della motocicletta, una pellicola del 2004 che raccontava i viaggi in motocicletta per l'appunto del giovane Ernesto Che Guevara in giro per l'America Latina. Oggi con Pronto Mondo racconteremo la storia di un altro motociclista, un motociclista che non è un rivoluzionario ma un sacerdote, un religioso, un missionario teoniano, padre Renzo Busana, nativo di Saonara, che si trova da 10 anni nella Repubblica Democratica del Congo. Perché la motocicletta, vi starete chiedendo? Perché non un altro mezzo di trasporto? Beh, è semplice. Per raggiungere i quasi 50 villaggi che compongono la parrocchia di Babonde, una motocicletta è un mezzo ideale. Al di là di questa piccola, mi perdonerete, digressione sui mezzi di trasporto, oggi per questa puntata di Pronto Mondo cercheremo di farci raccontare da padre Renzo Busana la sua Africa, il suo Congo, la sua parrocchia di Babonde. Tra tradizioni positive che possono anche dare speranza per il futuro e un futuro rappresentato da progetti, rappresentato da una comunità cristiana in crescita e rappresentato anche da nuove opportunità economiche che arrivano. Per prepararci a vivere questo incontro con padre Renzo, una piccola scheda di approfondimento. La missione di Babonde, dove opera padre Renzo Busana, è attiva da più di 100 anni, dal 1904 per l'esattezza, quando nella diocesi di Wamba arrivarono i primi missionari giunti in Congo 7 anni prima. La diocesi di Wamba contiene all'incirca 600.000 abitanti, di questi 40.000 sono pigmei, presenti nelle varie parrocchie una ricca miscela di tribù, culture, lingue e tradizioni diverse. Nella parrocchia di Babonde abita la tribù dei Walika. In essa le autorità tribali, capifamiglia e capovillaggi affiancano quelle governative. La parrocchia comprende, oltre al villaggio di Babonde, di 7.000 abitanti, altri 42 villaggi che vanno dai 300 ai 5.000 abitanti. Per questo l'arma più importante per padre Renzo e i suoi confratelli congolesi è la motocicletta, l'unico mezzo per raggiungere agevolmente i vari villaggi per messe e sacramenti. Le strade per il Congo non sono proprio il punto forte. Pronto mondo? In collegamento da Babonde, nella Repubblica Democratica del Congo, abbiamo padre Renzo Busana, missionario deoniano dal 2006 in Africa. Padre Renzo, grazie. Grazie a lei e un saluto a tutti gli ascoltatori. Padre Renzo, lei è stato ordinato sacerdote qui a Padova, è nativo di Saonara, è sacerdote dal 1990, è stato a Padova una quindicina d'anni e poi nel 2006 è partito per la missione. Si aspettava questo quando è nata la sua vocazione nella famiglia deoniana? Direi di sì, nel senso che la mia vocazione è stata innanzitutto missionaria. Un sogno da bambino, direi, perché è nata così la mia vocazione, un sogno da bambino di essere missionario e di partire per l'Africa per dare un aiuto. Diciamo, questa è stata l'origine della vocazione, che poi durante gli anni, diciamo, si è un po' persa, nel senso che ho continuato gli studi a casa, prima come elettromeccanico, poi le magistrali, e fino a maturare la vocazione di entrare in seminario dai deoniani sui 20 anni. Lì diciamo che l'idea missionaria era un po' assopita, se non scomparsa, in qualche modo presente, ma non l'ho più coltivata in maniera prioritaria. Ed è così che mi sono ritrovato sacerdote e a lavorare soprattutto con i giovani, prima in parrocchia, nella parrocchia del Crocifisso a Padova, e poi alla scuola missionaria, una nostra comunità presente sempre nel territorio della parrocchia del Santissimo Crocifisso. E lì ecco che lavorando con i giovani e nell'animazione missionaria, diciamo che l'idea è rifiorita
e si è rifatta presente in maniera più viva, fino a diventare una esigenza, soprattutto vedendo l'avvantare del tempo. Quel sogno di bambino sono ritrovato a dirmi o lo realizzo adesso oppure rimarrà semplicemente un sogno senza realtà. Ed è così che ho fatto domanda, perché nella nostra congregazione occorre esplicitamente domandare di andare in missione, e quindi ho fatto domanda per andare in missione, e se possibile nella missione del Congo, perché il Congo è la nostra prima missione come congregazione, è iniziata ancora dal padre fondatore, padre Leone Deon. Quindi ho fatto questa domanda ed è stata accolta senza difficoltà, ed è così che dal 2006 mi ritrovo qui nella Repubblica Democratica del Congo, e precisamente a Babonde. Come sono stati i suoi primi mesi? I primi mesi, direi, per fortuna avevo un po' previsto la cosa, ma non facili, perché l'adattamento è culturale, adattamento climatico, il cibo, adattamento anche a livello di possibilità operative, nel senso che ci si ritrova un po' come dei bambini, dove non si conosce né la geografia, né la lingua, né le abitudini, e per cui è stato non soltanto i primi mesi, ma direi un anno intero di scuola per la lingua, ma scuola di vita, la necessità di ritrovare un po' i parametri, un po' i punti di riferimento, sia umani, le persone, i contatti, le amicizie, sia pastorali, che cosa dire in un contesto nuovo, come comunicare, con quale lingua, con quali esempi, perché se il Vangelo rimane lo stesso ovunque, il contesto in cui lo si annunzia è differente, per cui occorre inculturare il Vangelo nel luogo in cui ci si trova. E per me è stato un anno intero di inizio nuovo, di cose conosciute per tempo, ma che avevano bisogno di essere riadattate. Grazie padre Renzo, noi torniamo tra pochissimo. Nel suo blog di missione www.caribubabonde.blogspot.it, padre Renzo osservava quasi un anno fa, in un post dal titolo Progresso e Progresso: in questi giorni c'è una grande novità a Babonde. Un nuovo gestore di rete telefonica ha piantato la sua antenna proprio qui, nel centro del nostro villaggio. È il servizio Vodacom. Una piccola antenna di 18 metri all'incirca. Il raggio d'azione sarà di un paio di chilometri, alimentata a pannelli solari e batterie. Fino ad oggi, per chiamare con l'unico gestore attivo, grazie ad una lunga antenna piantata ai Bambi, ad una ventina di chilometri, occorreva cercare il luogo esatto dove il segnale poteva essere presente, a macchia di leopardo, in giardino, sotto una pianta, in mezzo alla strada. Adesso il segnale potrà essere presente in casa, in stanza, in chiesa, purtroppo. Qui non siamo ancora abituati a tutto questo. In compenso, se qualcuno ha bisogno di chiamarci dall'esterno, saremo finalmente rintracciabili, e questa è senz'altro una buona cosa. In questi stessi giorni stiamo utilizzando una piccola sgranatrice a mano per il mais. Metto insieme i due avvenimenti di questi giorni per dire che c'è progresso e progresso. Da un lato, a passi di gigante, avviciniamo tecnologie sofisticate. Gli abitanti di Babonde conoscono il telefono portatile, senza avere mai conosciuto quello fisso. Conoscono l'antenna parabolica, senza aver mai visto quella normale, o un cavo per trasmissioni. Conoscono la carta memoria per immagazzinare dati, foto e musiche, senza avere mai visto una biblioteca. Dall'altro lato, per altri settori, il progresso stenta a costruirsi o letteralmente non esiste. Quasi nessuna meccanicizzazione nell'agricoltura e nella trasformazione degli alimenti. Nessun farmaco per gli animali dei piccoli allevamenti domestici. Nessuna evoluzione nella tecnica di costruzione delle abitazioni e dei servizi elementari di acqua, luce e igiene.
C'è progresso e progresso. Tuttavia, pur nel disequilibrio esistente, accettiamo con gioia tutto quanto ci permette di uscire dall'isolamento e di renderci gli uni più vicini agli altri. Pronto mondo? Bentornati cari ascoltatori, oggi il telefono di Pronto Mondo squilla nella Repubblica Democratica del Congo. Con noi padre Renzo Busana, un deoniano originario di Saonara che da quasi 10 anni si trova presso la missione di Babonde. Grazie ancora padre Renzo. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori. Padre Renzo, noi siamo abituati a parlare di Africa per nazioni, quindi c'è il Congo, c'è l'Egitto, c'è il Kenya, però l'Africa è molto più frastagliata, è molto più diversa al suo interno, con tante tribù. Presso la parrocchia di Babonde lei opera nella tribù dei Walika, giusto? Che cosa contraddistingue questa tribù? Le tribù numerosissime nella Repubblica Democratica del Congo. E la tribù dei Walika, diciamo che rispetto alle altre tribù vicine, innanzitutto la lingua la contraddistingue e una storia di nomadismo che attraversa diversi paesi fino a installarsi in questa regione della foresta equatoriale. E rispetto alle tribù vicine, appunto, la lingua è l'aspetto principale che la contraddistingue, e dopo altre cose tipiche come le tradizioni, che sono tradizioni culinarie, il modo di mangiare e il cibo che si mangia, tradizioni relative al matrimonio, relative ai funerali, relative anche alle alleanze, amicizie e alleanze che si fanno attraverso famiglie differenti. Ci può fare qualche esempio? E qualche esempio culinario, potremmo dire, sì. Il fatto che il cibo principale sono le banane cotte, non le banane dolci che noi utilizziamo come dessert a livello culinario. A livello per esempio di matrimonio sono le doti, la dote che deve essere pagata dal marito alla famiglia della donna. È una tradizione un po' particolare perché non è semplicemente questione di dote, ma è questione di alleanza tra due famiglie. Una cosa che ci stupisce, una dote che non finisce mai, che dura tutta la vita, nel senso che la famiglia dell'uomo dona alla famiglia della futura sposa dei beni, degli animali, delle bevande, altre cose, ma diciamo che questa dote continua, per esempio ogni volta che nasce un figlio, oppure ogni volta che la moglie ha qualche difficoltà nella sua famiglia di origine. Il marito è sempre interessato e direi quasi obbligato anche a sostenere la famiglia di origine della donna. Una cosa molto bella a livello, diciamo, di unione delle famiglie, un po' onerosa e difficile da sostenere quando la nuova famiglia che si è costituita ha una serie numerosa di figli, in media sono 8 figli per famiglia nel nostro contesto qui, e quindi il peso economico e gli obblighi familiari diventano un po' ingenti e difficili da sostenere. Com'è fare chiesa in Congo da voi? Una cosa che è caratteristica di molti paesi di missione è l'importanza dei catechisti. Nella nostra parrocchia sono i catechisti che reggono i differenti villaggi. Babonde ha una quarantina di villaggi e quindi il sacerdote non può che visitarli una volta ogni 2 mesi in media, perché sono i catechisti che gestiscono e la liturgia domenicale, liturgia della parola, se possono la distribuzione dell'Eucaristia, e la catechesi, la preparazione ai sacramenti. Diciamo che è un ruolo preponderante dei catechisti. Il fare chiesa è da una parte entusiasmante, nel senso che molte famiglie, diciamo, non hanno ancora aderito alla fede, per cui è un'adesione personale convinta di una persona o l'altra all'interno di una famiglia molto vasta, quindi è entusiasmante da questo punto di vista. Da un altro punto di vista è un po' debole perché, diciamo, quando non c'è il sostegno di una famiglia cristiana, le scelte personali possono essere di breve durata oppure possono essere scelte cristiane parziali, nel senso che interessano alcuni aspetti della vita ma non la vita nel suo insieme. Per esempio i funerali mantengono molte tradizioni pagane,
Qualche volta, per esempio, se un marito muore, la moglie è quasi sempre ritenuta colpevole di non averlo accudito bene, a volte è picchiata, a volte è cacciata nella famiglia di origine, oppure i loro beni sono presi di forza, distribuiti dai membri della famiglia, quindi è un insieme di cose belle il far chiesa, di scelte personali, di conversione, di adesione al Vangelo. D'altra parte la difficoltà di un contesto che mantiene molte tradizioni che non sono ispirate direttamente alla legge dell'amore, ecco, potremmo dire semplicemente. La legge dell'amore, la legge del perdono sono delle cose preziose che il Vangelo di Gesù inserisce nella tradizione locale. Che cosa possiamo imparare dagli aspetti positivi della vostra chiesa, in particolare proprio l'esperienza di comunità cristiana che vive a Babonde? Che futuro vede anche per la chiesa in Africa e per il messaggio di Cristo in Africa? Innanzitutto una grande speranza, perché è una chiesa giovanissima in forte crescita, e questa speranza, questa vitalità sicuramente è destinata a giocare un ruolo importante all'interno della Chiesa universale. Ancora di molto positivo, la scelta della Chiesa in Congo. Si è dato un po' questo titolo, Chiesa famiglia di Dio, quindi l'aspetto della Chiesa non tanto come società, non tanto come struttura, non tanto come messaggio etico, ma innanzitutto la Chiesa come famiglia, e quindi la priorità dei rapporti sia interpersonali sia all'interno della comunità cristiana. E come in una famiglia nessuno è mai messo fuori, escluso, giudicato in maniera troppo severa o escludente. Ancora come famiglia vi è sempre una porta che rimane aperta per ciascun membro. Diciamo che il nostro contesto di evangelizzazione iniziata, ma che ha molta strada da fare, necessita appunto anche di questa tolleranza, di questa capacità di accoglienza di tante persone che hanno molti aspetti, molti elementi della loro vita da migliorare, da convertire, ma non per questo sono giudicati, sono esclusi, sono messi all'angolo oppure sono etichettati in un qualsiasi modo. Quindi è come in una famiglia, ciascuno rimane sempre e comunque membro di quella famiglia, anche se ha carattere, comportamento, abitudini un po' differenti. Questa penso sia una bella cosa che può essere un contributo anche per altre chiese che non sono la chiesa congolese qui in Africa. Mi viene in mente un po' la comunità cristiana primitiva degli Atti degli Apostoli, in cui tutti stanno insieme, in cui tutti si sostengono, in cui magari le cose non vanno in maniera idilliaca, ma in cui davvero l'essere legati insieme da questa stessa familiarità può dare frutti abbondanti. Esatto, ecco, il brano degli Atti degli Apostoli sembra che tutto sia perfetto, ora invece non era così e non è così. Anche qui in Africa sono tantissime le cose che non funzionano, sono tantissimi gli egoismi che rompono l'unità e l'armonia della famiglia cristiana, ma diciamo che questo aspetto dell'essere famiglia fa sì che ci sia un obiettivo bello, alto, verso cui lavorare, e che comunque tiene insieme le cose e dà il gusto anche del vivere insieme, nonostante appunto le tante imperfezioni e i tanti peccati che ci sono. Grazie Padre Renzo. Salutandola, le chiediamo di salutarci con la lingua dei Walika. Bene, allora posso dire tutta onana, marai tutta onana, o con la lingua dei Walika, tinana nato, che significa arrivederci, probabilmente a Padova nei periodi di vacanza, e benvenuti se potrete venire a visitarci. Grazie ancora Padre Renzo. L'appuntamento con noi di Pronto Mondo è sempre per la settimana prossima alla stessa ora. Pronto Mondo? Donne e uomini nel cuore della missione, a cura del Centro Missionario della Diocesi di Padova.